Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo come ci influenzano le stelle oggi in questa giornata di venerdì 24 gennaio 2020. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ringrazio. Dunque oggi è Venere a dominare questa giornata, portando sicuramente una armonia nei nostri rapporti sociali, qualche occasione in più sotto il profilo lavorativo, probabilmente possibilità di mediare, di stringere accordi, collaborazioni. Però non c'è soltanto l'influsso di Venere, dobbiamo tenere in considerazione comunque anche altri aspetti, quali ad esempio le costellazioni che attraversa la Luna in questa giornata. Abbiamo sempre alle spalle il dominatore Saturno attraverso la costellazione Aquario, dunque siamo sempre spinti comunque nei confronti di nuove tecnologie, progettazioni anche dal punto di vista delle attività lavorative, le quali potrebbero essere orientate verso temi futuristici o comunque sicuramente orientate verso le tappe future. Dunque stiamo organizzando, pianificando cose a lungo raggio e questo è molto importante. La costellazione con cui apre il suo viaggio la Luna oggi è la costellazione Leone, dunque la prima attraversata dalla Luna, e dunque anche questo rafforza la possibilità di farsi notare nell'ambiente lavorativo e nel contesto sociale più in generale. Ci dona sicuramente una maggiore autostima, sicurezza in sé, e anche dunque questo connubio Leone-Venere potrebbe attribuirci un certo ascendente, una forma di carisma in più, il quale potrebbe dunque permetterci di ottenere qualche buon esito, sebbene le forze di questa giornata dal punto di vista della fortuna siano medio-basse, non sono eccellentissime le forze in gioco oggi. Più che altro perché c'è una certa predisposizione all'incostanza e alla insicurezza che certe cose possono portare non solo a livello di clima o di umore, ma anche proprio a livello di esperienze che andremo a vivere. Dunque è possibile che alcune circostanze che possano sembrare inizialmente valide in realtà poi dopo possano sfumare o che alcune situazioni possano essere dettate da qualche colpo di testa o qualche impulsività di troppo che non è stata comunque controllata o regolata. Attenzione agli eccessi di orgoglio e soprattutto attenzione a non perdere il controllo di alcune situazioni che potrebbero comunque sfuggirci di mano a causa di qualche tentazione. Dunque se teniamo a qualcuno che abbiamo accanto o alla nostra relazione sentimentale o comunque ai rapporti di collaborazione, facciamo attenzione a non mettere a repentaglio queste collaborazioni e queste associazioni o i nostri rapporti per qualcosa che comunque non avrebbe nessun tipo di futuro o di possibilità. Dunque oggi giochiamo bene le nostre carte, se sapremo restare in un ambito già conosciuto, comunque impegnandoci al massimo in quello che stiamo già portando avanti, sicuramente la giornata di oggi non è né positiva né negativa, andrà comunque in modo liscio. Se invece oseremo ambire di più o comunque reagire sulla spinta di alcune emozioni temporanee, dunque alcuni stimoli del tutto passeggeri, rischieremo di commettere magari un errore che poi sarà difficilmente recuperabile. Dunque l'attenzione è questa, anche soprattutto a non andare a cozzare con qualcosa di
che provenga magari dalla tradizione familiare o da alcune regole imposte e tacitamente accettate fino ad oggi. Questo proprio per non incorrere poi in problematiche che richiederebbero comunque molto lavoro per rientrare. Dunque, cari amici, oggi è buono se siete dei segni di acqua, perché sicuramente riceverete un po' di movimento in più. Attenzione comunque per i segni di fuoco, perché potrebbe spingere a degli eccessi. Buono anche per i segni di aria, che comunque sono stimolati, ma non dovrebbero eccedere nelle chiacchiere, perché potrebbero essere comunque un'arma a doppio taglio. E infine per la terra sicuramente bisognerà controllare gli scatti di ira, perché oggi potrebbe esserci una stimolazione di troppo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione sempre su questo canale. A presto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube, al canale YouTube del Marietto Veneziano e al mio canale. Grazie e a presto dalla vostra Hildegarda.